Conto alla rovescia che si è praticamente esaurito per la quinta corsa, si riparte dopo l'interruzione per la pioggia battente che è caduta qui sull'Arcoveggio. Si riparte con una prova molto interessante per i gentleman in salchi a cavalli di 4 anni che non abbiano vinto 32.000 euro in carriera. 1 Don Amore Como Matteo Zaccherini, 2 Dubai Adri Giuseppe Rizzo, 3 Duchessa Griff Filippo Monti, 5 Delfo Nobel Leonardo Vastano, 7 DeLorean Wise Otello Zorzetto, 8 Dakar B Michele Bechis. Macchina che comincia ad accelerare lungo la curva di sinistra e già ad una velocità abbastanza sostenuta. E si parte con Duchessa Griff e Delfo Nobel subito in lotta, con Delfo che attacca con decisione Duchessa. Prova a metterla in difficoltà ad imboccare la prima curva. Duchessa Griff al comando, Delfo Nobel di fuori. C'è stato l'errore da parte di Dubai Adri. Numero 2 Dubai Adri squalificato. Continua ad attaccare Leonardo Vastano. Passano 200 metri in 13,9. Duchessa è rientrata a Delfo Nobel, che avrebbe posto per parcheggiare in seconda posizione. Lo fa ora alle spalle della leader e avanti a Don Amore Como. 400 metri se ne sono andati in 28,3 per Duchessa Griff, che ha preso la testa con spesa, respingendo Delfo Nobel. Terza è Don Amore Como, quarta DeLorean Wise, in quinta posizione Dakar B. Si completano i primi 600 metri di corsa in 44,6 con una frazione lenta per la curva di sinistra. Arriva Don Amore Como che ha spostato al largo e cerca di andare su Duchessa Griff, sfruttandone lo strappo iniziale alla quale è stata costretta la figlia di Ideale Luis. 59,5 per i primi 800 metri di corsa. Duchessa al comando, Don Amore al largo, Delfo Nobel spettatore, poi DeLorean Wise che perde qualche battuta, così come Dakar B, il chilometro in 1,14 per Duchessa Griff che è in vantaggio. Al largo c'è Don Amore Como che si impegna con decisione al suo esterno, quindi Delfo Nobel. Insiste Don Amore Como all'attacco di Duchessa Griff che prova la difesa, 14,3 la retta di là. Duchessa che si difende, Don Amore che continua a tirare bordate al suo esterno, poi Delfo Nobel a 300 metri dalla conclusione. Duchessa che cerca di svincolarsi da Don Amore, che soffre un attimo la curva per poi ritornare in retta. La retta arrivo con Duchessa Griff in vantaggio, Don Amore che prova a tornare, Don Amore Como che va su Duchessa Griff che si difende Duchessa, attacca Don Amore, i due testa a testa sul palo. Duchessa Griff si salva da Don Amore Como. C'è stato un contatto tra i due, poi Delfo Nobel. 33 ad arrivare, 1,13,7 il ragguaglio cronometrico per il successo sul palo di Duchessa Griff, Filippo Monti e Michele Raimo per i colori di Anna Esposito. Sarà da andare a rivedere le fasi finali. C'è il giallo della giuria con Duchessa Griff che si è difesa, Don Amore Como che ha attaccato al largo, le ruote si toccano e c'è un attenzione, la giuria prima di confermare l'ordine d'arrivo si riserva di visionare il filmato della corsa.